Ciao, sono Nicola e sono italiano e sono in compagnia di... What's your name? Abdurrahim Eni. Ok, il nostro amico ci spiega che praticamente il suo paese, l'Est Turkestan, è stato occupato nel 1949 dalla Cina. Un po' come è successo con il Taiwan, cioè la Cina sta piano piano rimuovendo i diritti e le usanze dei vari cittadini di questo posto. Tante persone, tanti attivisti si sono mobilitati per cambiare questa situazione, tra cui un famoso economista, scrittore che nel 2016, 2016, his writer was arrested. Yes. E questo famoso scrittore è stato internato così come altre 3 milioni di persone nei campi di concentramento. Queste cose a mio parere devono finire perché prima di tutto non si può negare la libertà a una persona e in secondo luogo è impensabile che 3 milioni di persone, siccome abbiano delle usanze, della cultura, delle lingue diverse, subiscano tutte queste violenze. Per favore, attraverso quelle firme che adesso ci inquadra il nostro amico, cerchiamo di cambiare questa situazione perché è particolarmente importante. Bene, firma anche tu la petizione. Grazie per l'ascolto. Da me, da Nicola and... Ok, ciao. Ciao.